2 anni di indagini, visite, controlli, audizioni delle commissioni ecoreati e bicamerali di Parlamento e Senato e alla fine hanno portato al risultato che la Regione Veneto attendeva, ovvero che a fissare i limiti della presenza di FAS nelle acque doveva e deve essere il governo. Una vittoria che il Veneto porta a casa mentre mette a disposizione l'esperienza fino ad oggi maturata. Ci viene riconosciuto il fatto che siamo un riferimento a livello nazionale sul far fronte a queste sostanze, quindi noi stiamo garantendo la massima collaborazione al Governo nazionale, al Ministero dell'Ambiente, dando tutto il supporto che possiamo dare alla luce dell'esperienza che ci siamo fatti in questi anni, il nostro malgrado sui PFAS, e quindi continueremo a collaborare col Governo affinché siano stabiliti dei limiti a livello nazionale in modo tale che poi ci sia anche omogeneità su tutto il territorio nel trattamento di queste sostanze. Intanto buone notizie anche ad Arzignano, dove l'amministrazione, a seguito di diverse richieste, aveva avviato un'indagine a dicembre e gennaio sulla presenza di FAS nelle acque distribuite dall'azienda Acque del Chiampo SPA alle utenze pubbliche comunali. Il risultato è che i valori sono all'interno dei limiti di performance per i parametri indicati sia dall'Istituto Superiore di Sanità sia per i valori previsti dalla delibera regionale del 3 ottobre scorso. 40 le utenze sottoposte ad indagini relative appunto a scuole dell'infanzia, asili nido e strutture ricreative per anziani, nonché 13 impianti sportivi comunali e parrocchiali, impianti natatori e cartodromo, oltre alla sede municipale.